Antonio Tomezzoli, presidente del Consorzio Veronese di Bonifica. Oggi si inaugura un impianto che porterà l'acqua a 200 cantine della Val Policella in collina. Una volta l'acqua in collina non serviva, ma non è il solo intervento che avreste in programma di fare. Esattamente, questo è un grandissimo risultato, un intervento che è costato 4 milioni di euro. Per la verità noi avanziamo ancora più di 600.000 euro da parte della Regione, speriamo che ci li ha deliberati, ma questi sono interventi costosissimi e sono molto impegnativi anche per il Consorzio progettualmente, perché fare la riconversione non è una cosa facile, anche se nei prossimi anni sarà assolutamente necessario farlo sia in Valpolicella, dove sembrava che le viti non avessero bisogno d'acqua, invece adesso agronomicamente si realizza che se le vigne hanno il giusto apporto d'acqua, anche se limitato nel periodo più siccitoso, danno il meglio di sé. Ma questa riconversione va fatta anche in altre zone dell'alta pianura veronese, mi riferisco a tutta quella zona dove ci sono problemi legati al kiwi e ci sono problemi legati ad altre produzioni di qualità. Che differenza c'è tra l'irrigazione a scorrimento e l'irrigazione a pressione? L'irrigazione in pressione è un'irrigazione puntuale che va data nel momento più giusto e più opportuno. L'irrigazione a scorrimento è un'irrigazione che andava bene 100 anni fa, quando questi impianti furono stati concepiti, ma adesso non è più adeguata alle necessità né agronomiche né ambientali della nostra pianura.